Per i venerdì letterari di Sanguinetto, il 23 luglio alle ore 21, il dottor Mauro Codifava e la dottoressa Giulia Zaniboni presentano il libro Salute in pratica, un libro da mettere in pratica ogni giorno per star bene e sentirsi bene. I venerdì letterari alle ore 21 a Sanguinetto, nel chiostro dell'ex convento di Santa Maria delle Grazie. Evento organizzato da Pianura Cultura in collaborazione con i comuni di Sanguinetto, con il patrocinio di Regione Veneto e Provincia di Verona. Se ringraziano gli sponsor Celea Banca 1897, Pizza da Luca e Aesthetic di Sanguinetto. È la mia prima esposizione in pubblico, quindi per la notte l'emozione. È un'emozione che, se dura poco, è un'emozione di difesa che ci aiuta, perché la paura è una nostra amica che ci fa affrontare un pericolo e ce lo fa superare, è logico. Questa sera, per incontri con l'autore, l'Associazione Culturale La Pianura ha invitato il dottor Codifava e la dottoressa Zaniboni. Ci troviamo in questa cornice veramente suggestiva e di interesse storico-culturale del cortile del chiostro dell'ex convento di Santa Maria delle Grazie, e appunto ai protagonisti di questa serata, gli ospiti intervenuti, vorrei chiedere e fare qualche domanda. Inizio subito con il dottor Codifava. Dottore, come prima le avevo detto, noi abbiamo, ognuno di noi, una grande difesa contro le infezioni, le malattie, il nostro sistema immunitario. Ma perché nessuno ci dice che per prevenire è meglio rafforzare questo sistema immunitario e come possiamo farlo? Grazie, questo è molto importante. Il nostro sistema immunitario è collegato al cervello, è collegato a tutte le nostre cellule, è collegato al sistema ormonale endocrino, quindi tutti i nostri ormoni influenzano il sistema immunitario. Abbiamo un grosso sistema immunitario anche a livello dell'intestino, che è il nostro secondo cervello, e come potenziarlo? Lo si potenzia con uno stile di vita sano, quindi col movimento, con un'alimentazione sana biologica, con una respirazione all'aria aperta profonda, quindi ci sono anche lì delle tecniche respiratorie, e con delle buone motivazioni esistenziali, cioè sapere quello che si vuole essere e quello che si vuole fare, cioè la propria missione e la propria visione della vita. Grazie, abbiamo poi ascoltato con attenzione i preziosi consigli che lei ci ha dato, i suggerimenti per la salute in pratica, e abbiamo anche capito, dal momento che il corpo umano è costituito da massa ma anche energia, che è meglio anche curare, e magari curare per prima l'energia, cioè la positività, l'aspetto diciamo proprio positivo interiore dell'individuo, prima poi ancora, a patto di patologie veramente importanti, della massa. È giusto il concetto, noi abbiamo l'intenzione di guarigione, che è un'energia che ha sia il medico, dovrebbe avere, sia il paziente. Più è potente questa intenzione di guarigione, prima il malato riesce a guarire. Quindi la parola anche può essere o costruttiva o distruttiva. Una parola sbagliata può determinare una prognosi infausta del malato, perché la parola può distruggere. Dire al paziente, per esempio, lei ha 3 mesi di vita, lo si condanna per sempre, nel senso questo muore veramente in 3 mesi, questo è stato visto in vari casi. E incoraggiare il paziente a star bene, questa è fondamentale, e quindi l'intenzione di guarigione è importantissima. Grazie quindi per il suo libro Salute in pratica, e ora vorrei chiedere alla dottoressa Zaniboni, che ci ha parlato del problema dell'internet, cioè un cattivo uso di internet, come possa causare patologie, ma soprattutto possa causarci quelle sensazioni negative che possono essere mancanza di autostima,
possono portare allo stress o altre cose, quindi quanto sia importante un uso corretto e un uso sano del computer. Sicuramente, come è anche stato detto più volte questa sera, l'uso problematico di internet è aumentato soprattutto anche a causa della pandemia dello scorso anno, e abbiamo visto appunto tutte le ricadute che questo può avere sulla salute della persona a livello proprio globale, quindi partendo dalla salute psicologica ovviamente. Abbiamo visto come l'utilizzo problematico di internet influenza il funzionamento del cervello, il benessere del cervello, e dobbiamo quindi farne un uso consapevole, e questo è un processo che parte sicuramente dall'individuo, e appunto tutti dobbiamo essere più consapevoli delle problematiche a lungo termine soprattutto che può portare questa dipendenza. Sono rimasta colpita quando lei ha spiegato che diciamo, chiamiamolo così, il navigatore, cioè quello che usa costantemente l'internet o comunque che lo usa in modo non corretto, è convinto di essere collegato, connesso, come si suole dire, con tante persone, ma in effetti è una persona isolata da sola, perché queste persone con le quali comunica ovviamente sono persone virtuali che nemmeno conosce e che non ha mai incontrato. Questa è una peculiarità di questa dipendenza, quindi il comportamento appunto che ha l'individuo, questa dipendenza cyber relazionale, quindi il fatto di relazionarsi appunto con queste persone che conosce sul web, però spesso possono portare a gravi problematiche, come abbiamo visto il caso delle false identità, e quindi tutte le conseguenze anche dal punto di vista legale che ci possono essere per queste persone che hanno la sfortuna di incappare in questi individui malintenzionati che utilizzano lo schermo di un computer per manifestare quello che in realtà non sono. Grazie, allora ancora un grazie a lei dottore e a lei dottoressa, grazie veramente per le vostre preziose informazioni, per i vostri consigli, e l'Associazione Culturale La Pianura è sempre aperta e chissà ci possiamo rivedere ancora. Grazie veramente, grazie.